Quando il cuore di una città inizia a trasformarsi in un terreno di paura, dominato da ragazzi sempre più violenti. Io sono Matteo e ti do il benvenuto sull'Isola Informa. Questa volta parleremo di cosa sta accadendo a Cagliari, una vera e propria emergenza di baby gang che sta cambiando il volto del centro storico. Seguendo il video fino alla fine capirai perché la gente del posto è esasperata e perché le istituzioni non possono più restare a guardare. Da mesi, tra Stampace e la Marina, la scena è sempre più inquietante. Gruppi di adolescenti non cercano più divertimento, ma lo scontro. Risse improvvise, coltelli che spuntano dalle tasche, bottiglie rotte usate come armi. In piazza Sant'Eulalia qualcuno ha persino puntato una pistola finta contro un coetaneo, ma il terrore di chi era lì era reale, palpabile. Io, da un sardo che sono, seguo ogni giorno le cronache locali e te lo dico chiaramente, qui non parliamo più di malamovida o di bravate isolate. Seriamente, lo confermano anche psicologi e criminologi. Siamo davanti alla fase iniziale di vere baby gang, con gerarchie, regole non scritte e la volontà di imporre un dominio sul territorio. E il dettaglio che lascia tutti senza parole è questo. Molti di questi ragazzi arrivano già in piazza con coltelli a cucina, tirapugni e persino sfollagente. Non si tratta più di uscire per divertirsi, ma di uscire con l'aggressività addosso, con l'idea di commettere reati insieme al proprio gruppo. Le cause formano una miscela pericolosa. L'alcol, droghe sempre più pesanti, l'imitazione di modelli negativi presi dalla musica, film, serie TV, ma anche la mancanza di punti di riferimento forti in famiglia. Alcuni di questi ragazzi sono sardi, altri invece hanno origini migratorie e non sono riusciti a integrarsi davvero. Il risultato è lo stesso, ovvero la violenza come linguaggio di appartenenza. E allora la riflessione ritengo sia inevitabile. Quanto dobbiamo aspettare prima che ci scappi il morto? I residenti lo dicono chiaramente, bisogna intervenire subito, non domani. Ora la domanda la giro a te. Secondo te, per fermare queste baby gang, servono più controlli e repressione oppure bisogna lavorare soprattutto sulle radici sociali e culturali di questo disagio?